Camminare sulle orme di Gesù ne vale la spesa, dice il vescovo rivolgendosi agli ammalati venuti in pellegrinaggio in cattedrale. Oggi, spiega dunque, di fronte alla sofferenza tante volte si fugge, o perché si pensa sia un'ingiustizia o perché non si riesce a sopportarla. Dio invece invita a seguirlo, sottolinea Monsignor Tanasini, a camminare con Lui. Il Signore ci dice: vieni con me, facciamo la strada insieme. Maria ci dice: sono tua madre. Ti sostengo e ti accompagno. Credi che sono al tuo fianco e troverai la mia forza e la mia consolazione. Certo, non è facile sopportare la sofferenza, aggiunge il vescovo, lo è a parole, viverla è un'altra cosa. Non è facile se non ci affidiamo completamente a chi ci può sostenere, sollevare e consolare. Eccoci qui davanti a Maria. Affidarsi a Maria dunque che si fa carico di chi ha bisogno, è la sua priorità di donna, considerare coloro che il mondo giudica un peso. E proprio il volto di Maria ci aiuta ad accedere al fatto che invece siamo testimoni, siamo quindi parte attiva nella Chiesa, anche quando la salute non è al top oppure è proprio molto ferita. Il vescovo saluta quindi gli ammalati presenti e tutti i loro accompagnatori, tra questi i volontari della sofferenza e l'Unitalsi. Non solo la sofferenza che si vede, è quella dentro a volte che viene più pesante. A me quella che si vede la porto bene, per dire. Sono tanti anni che vado a Lourdes, però io non ci vado per il miracolo, vado per ringraziare la Madonnina e tutti quanti che mi aiutano. A settembre c'è la partenza per Lourdes, sì, c'è il pellegrinaggio, tra l'altro quest'anno rimane anche diocesano, c'è dal 2 al 7 di settembre col treno e ce n'è anche un altro sempre nei stessi giorni, sempre diocesano, in pullman questa volta attrezzato.